Buongiorno da Renzo Michieletto e ben ritrovati con un nuovo approfondimento di Radio Veneto Agricoltura. Quest'oggi abbiamo in studio qui con noi il dottor Fabrizio Montarsi, che è un biologo dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. Lui è anche un entomologo, si occupa di entomologia sanitaria. Grazie dottor Montarsi per essere qui con noi oggi. E dato il periodo, quest'oggi parleremo di un argomento di grande attualità che è quello delle zanzare. Tra poco purtroppo con i primi caldi le sentiremo perché si fanno sentire e noi dobbiamo anche conoscerle per poterle anche contrastare. Dottor Montarsi, innanzitutto ci sono 3 tipi di zanzare, vero, con cui noi dobbiamo fare i conti da qui in avanti. Beh, diciamo che ci sono diverse specie di zanzare, ma le possiamo, come dire, dividere in diverse specie che danno problemi diversi. Allora c'è la zanzara comune, che è la Culex pipiens, che è la zanzara che tutti noi conosciamo, che è quella nostrana, nostrana, la zanzara notturna, che è quella che ci dà fastidio, per esempio di notte, quando appunto entrano nelle case per voler pungere. Poi da non confondere con la tigre invece. Esatto, da non confondere con la zanzara tigre, che è un'altra specie appartenente ad un altro genere, che è Aedes albopictus, che è una zanzara, ricordiamo, una zanzara invasiva, cioè non è una zanzara delle italiane, ma è arrivata dall'Asia, dal sud-est asiatico, con materiali, pare che sia arrivata con materiali tipo pneumatici usati, con il commercio dei pneumatici usati. E poi so che ci sono altri tipi di zanzara che sono anche questi invasive, no? Esatto, poi come è arrivata la zanzara tigre, l'Aedes albopictus, un altro fenomeno che stiamo registrando in questi ultimi anni è l'arrivo di altre specie invasive, sempre di provenienza asiatica, come la Aedes coreicus e la Aedes japonicus, che, come dicono il nome, appunto, provengono dalla Aedes coreicus, vuol dire zanzara coreana, Aedes japonicus, zanzara giapponese. L'abbiamo così ribattezzato. Bene. Allora, fatto questa distinzione con queste, abbiamo capito che ci sono vari tipi di zanzara. Quali sono le caratteristiche principali che le contraddistinguono? La comune, quella notturna per capirsi, rispetto alla tigre che invece disturba anche di giorno. Quali sono le caratteristiche principali, soprattutto sotto il profilo del sanitario, no? Chi viene punto? Cosa succede? Allora, appunto, la zanzara comune, la Culex pipiens, è una zanzara notturna. E abbiamo detto è un problema perché è un vettore, abbiamo visto negli ultimi anni, abbiamo avuto a che fare, è un vettore per esempio della West Nile disease, che ormai da una decina d'anni è endemica e circola in molte aree d'Italia, ma in particolare nel nord-est. Quindi nella nostra zona? Nelle nostre zone, è una delle zone più colpite d'Italia. E il vettore è appunto la zanzara comune. Mentre la zanzara tigre è vettore di altre malattie, di parecchie malattie sia virali ma anche per esempio della filaria, quella del cane, ed è una zanzara diurna che quindi punge quando noi siamo all'aperto durante il giorno o le ore più fresche della giornata. Stessa cosa anche le zanzare invasive che vi ho prima citato, sono delle zanzare, anche queste dello stesso genere della zanzara tigre, e che quindi hanno anche abitudini simili dal punto di vista biologico ed ecologico, cioè sono zanzare che pungono di giorno, nelle ore più fresche della giornata, quando siamo all'aperto. Allora, adesso ho una domanda che è cruciale, almeno dal mio punto di vista, e cioè come si sviluppano e dove si sviluppano? E chiedo questo perché poi è un accorgimento per poter combatterli in un certo senso. Sì, allora, tutte queste zanzare hanno dei siti di sviluppo che sono raccolte d'acqua, dove appunto depongono le uova e dove sviluppano le larve. La zanzara comune depone le uova in vari tipi di ambienti, che possono andare da
piccole raccolte d'acqua in ambito urbano, che quindi possono essere per esempio i tombini, le caditoie in ambito urbano, fino a canali più o meno grandi in ambito agricolo, in campagna. Mentre le altre specie, abbiamo detto, la zanzara tigre e le altre specie invasive, si riproducono in ambienti prettamente antropizzati e quindi le raccolte d'acqua sono quei contenitori artificiali che proprio l'uomo mette a disposizione. Quindi un sottovaso, per esempio. A partire dai piccoli sottovasi, altri contenitori lasciati abbandonati, quindi per esempio riempiti dalle piogge, come possono essere secchi, altri contenitori che troviamo in Quindi questo è l'accorgimento principale, quindi, quello che abbiamo in giardino, sotto casa, svuotato esatto, appena dopo una pioggia. Il primo accorgimento, cioè quello che tutti possono fare a casa propria, è quello di non lasciare contenitori abbandonati che possono riempirsi d'acqua e quindi aiutare le zanzare a proliferare. Perché le zanzare lì depongono le uova che si sviluppano in quanti giorni? Allora, diciamo durante il periodo estivo il tempo medio di sviluppo con le temperature durante l'estate è di circa una settimana. Una settimana? Quindi con una settimana le zanzare completano il ciclo di sviluppo, cioè da uovo all'emergenza dell'adulto dopo lo sfarfallamento. Ecco, se noi invece svuotiamo il sottovaso, comunque svuotiamo, liberiamo dall'acqua quegli oggetti che abbiamo in giardino, togliamo di mezzo praticamente il problema. Basterebbe semplicemente svuotare o rimuovere i contenitori almeno, possiamo dire, una volta a settimana, che non ci sia acqua che duri per più di una settimana. Ecco. Poniamo invece il caso, come purtroppo molto spesso succede, che invece si sviluppano. Trascorsa una settimana queste si sviluppano e noi com'è che possiamo combatterle? Appunto, poi ci sono anche delle situazioni o dei focolai larvali che non possono essere rimossi. Pensiamo appunto alle caditoie stradali, che sono difficili ovviamente non possiamo fare nessun intervento di questo tipo. In questo caso, o per altre situazioni simili, possiamo usare dei prodotti per combattere, per uccidere le larve di zanzara. Che si trovano dove questi prodotti? Che sono appunto chiamati larvicidi, proprio perché agiscono sulle larve e che possono anche essere acquistati dai privati cittadini per esempio in consorzi agrari, in alcuni casi anche nelle farmacie o nelle ferramenta fornili. Allora questi sono i consigli utili per i cittadini. Esatto. Ma il settore pubblico, il comune, cosa fa? Secondo lei siamo attrezzati a sufficienza per questo tipo di Allora, emergenze? diciamo che molti comuni, io direi quasi tutti i comuni del Veneto per esempio hanno dei piani di disinfestazione che consistono appunto nel trattamento di tutti questi possibili focolai di sviluppo larvale, come appunto le caditoie, quindi hanno dei piani di disinfestazione, quindi fanno dei trattamenti, di solito da aprile, maggio fino alla fine della stagione delle zanzare, in ambito pubblico. Quindi effettivamente il comune di solito ha un piano. Quindi stiamo parlando di prevenzione. Di prevenzione, ma ci tengo a sottolineare che una parte importante della prevenzione, della lotta alle zanzare, la devono fare i privati cittadini, mettendo in pratica tutte quelle misure che abbiamo detto prima, quindi di controllo dei focolai nell'ambito privato, certo, o con la rimozione di contenitori, oppure trattando allo stesso modo con dei larvicidi i contenitori che non possono essere svuotati. Certo. Torniamo un momentino ancora sul discorso degli aspetti sanitari invece. Sì. Quanto sono gravi laddove si presentano queste situazioni? Abbiamo parlato di West Nile. In questo momento quanto la situazione è sotto controllo? Allora, diciamo che sia enti di ricerca come quello dove lavoro, ma anche le università, si occupano di fare il monitoraggio della situazione, diciamo, dell'andamento epidemiologico di queste malattie. Quindi sia monitoraggio del vettore, quindi della zanzara, fino al monitoraggio del virus. E questa è la parte che possono fare gli enti di ricerca. Un'altra cosa importante è che poi appunto il privato cittadino, per contrastare queste malattie, che ricordiamo non hanno per esempio dei vaccini come la West Nile,
quello che possono fare è proteggersi utilizzando per esempio dei repellenti oppure mettendo in pratica le pratiche di prevenzione. Allora, dottor Montarsi, noi abbiamo concluso il tempo a nostra disposizione. Volevo chiedere solo una cosa, un cittadino che volesse approfondire l'argomento, avere informazioni più specifiche, voi fornite anche un servizio, l'Istituto Zooprofilattico fornisce anche un servizio di consigli o di indicazioni comunque, vero? Certo, sia sul sito del nostro istituto, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, potete trovare tutte le informazioni che riguardano quello che sta succedendo, diciamo, dal punto di vista epidemiologico, quindi qual è la situazione delle malattie trasmesse da zanzare, ma ci sono anche consigli pratici su cosa fare in ambito pubblico e privato contro le zanzare. Potete trovare sia materiale informativo, divulgativo, ma ci sono anche dei filmati, dei video su cosa fare nella lotta alle zanzare, cosa può fare il singolo cittadino nella lotta alle zanzare, quindi trovate sia materiale divulgativo che anche dei video che spiegano. Benissimo, benissimo. Dottor Montarsi, grazie per essere stato qui con noi oggi, per averci dato alcune indicazioni molto utili e soprattutto ricordiamo che sul sito dell'Istituto Zooprofilattico potete trovare tutte le indicazioni del caso per renderci la vita da qui in avanti, con i primi caldi che stanno per arrivare, una vita all'esterno che sia piacevole. Grazie e arrivederci alla prossima settimana. Grazie.